Con la B è il Martinelli. Exclusive Dance Chart. Va ora in onda Automobile Club Padano. Radio Libertà, subito la linea Claudio Lipodio. Claudio, abbiamo al telefono anche Luigi Senatore e Arturo Caligaro e durante la trasmissione manderemo anche delle foto che mi ha girato Aurora Luigi. Ben trovato intanto. Fantastico, fantastico. Vuol dire che abbiamo carne al fuoco, oltre che tutto il lavoro che si fa, ovviamente c'è anche il divertimento. Adesso a parte questi ultimi giorni, ma le buone giornate portano finalmente a rivedere un po' di nostra storia, nostra storia su ruote, che si muove, e sono veramente contento di questo. Io non so se riuscirò a essere presente nella seconda parte perché ho dei problemi dopo le 12:30, spero di riuscire a riattivarmi. E intanto però do la parola a Luigi. Luigi, dimmi un po', che sorpresa mi hai fatto oggi? No, non è una sorpresa. Intanto buona battaglia e auguri a tutti gli ascoltatori, a te e ad Arturo che è in collegamento con noi. Sono i nostri ragazzi, che ormai li considero campioni del mondo disabili, i quali ieri hanno vinto in alcune gare, alcune competizioni, e adesso il nostro Giulio Carnelli le trasmetterà, le farà vedere con le premiazioni eccetera, perché siamo una delle associazioni col marchio ACP, ricordati questo, che stanno insomma essere considerati a livello mondiale, quindi non vorrei esagerare, poi chi vede le immagini ragione ne pensa. Detto questo, volevo ricordare ancora che oggi c'è il 15 maggio, che è l'ultimo giorno per alcune problematiche che si riferiscono agli automobilisti, però prima di entrare nel merito diamo la parola anche ad Arturo, che magari mi terrà, spero lui, compagnia fino alla fine, perché ragazzi anch'io ho i miei tempi limitati a causa dell'età e della testa, ormai non ragiono più come prima. Quindi Arturo, benvenuto, grazie, e ricordati che ci sono 2 o 3 cose molto importanti che devi dire, soprattutto per quanto riguarda il nostro Piemonte, la nostra Torino e la tua Boccalieri. E poi sapete che col 15 maggio diventa obbligatorio qualunque tipo di per qualunque tipo di automobilista che si rischia ad avere una multa addirittura sui 3.460 euro. Quindi a te Arturo è benvenuto e grazie per aver accettato l'invito. Sì, buona domenica a tutti gli ascoltatori, a Luigi e a Claudio, un ringraziamento ancora alla regia. Sì, ti terrò compagnia fino alla fine, sopperirò indegnamente all'assenza di Claudio, quindi mi fermerò io fino alla fine. Grazie, ti ringrazio. Magari ci sono, però non garantisco purtroppo. Motivi tecnici. Io vorrei iniziare, se sei d'accordo Luigi, con una notizia importante, che c'è stata una sentenza recente della Corte di Cassazione che in qualche modo va a favore degli automobilisti. Generalmente le assicurazioni pagavano l'autovettura fino al valore dell'automobile, per cui nel nostro caso magari automobili storiche o anziane o automobili datate, il rimborso dell'assicurazione ammontava più o meno alla rottamazione. Con questa sentenza invece è stato riconosciuto il diritto all'assicurato di avere, se la macchina era efficiente, di riavere il ristoro per la riparazione. L'importante, dice la sentenza, che l'autovettura non acquisti più valore di quello che aveva prima, quindi se prima non aveva ad esempio l'aria condizionata durante la riparazione viene messa
ebbene questo non viene pagato. Questo è molto importante, ed è molto importante soprattutto dirlo ai nostri soci, ai nostri assicurati, a tutti gli automobilisti, che è cambiata la giurisprudenza in questo senso. Per cui una volta che ci sia una sentenza a favore degli automobilisti è meglio diffonderla e divulgarla. È una bella sentenza questa, in effetti, l'ho letta l'altro ieri, venerdì, l'ho letto le cose finalmente, perché prima soltanto chi aveva fatto una perizia, quindi chi aveva fatto periziare il valore dell'auto e c'era il valore dell'auto certificato, poteva andare a contestare un eventuale rimborso troppo basso. Invece chi aveva magari, io ricordo amici con un maggiolino che avevano avuto un tamponamento e l'assicurazione non gli pagava i danni, su questo è dovuto restaurare la macchina, rimettere a posto la macchina che era tra l'altro una bella macchina, un bel maggiolino, se l'era dovuto rimettere a posto praticamente a sue spese, perché l'assicurazione lo valutava come auto da rottamare, perché dopo i 10 anni le auto non hanno più valore secondo le assicurazioni. Bella sentenza, sì, è importantissima questa. Sì, è una cosa importante. Poi ci sarebbe da commentare, sempre rimanendo nel campo dei trasporti, il problema sollevato dagli studenti a Milano, no? Che piazzano la tenda di fronte all'università perché magari hanno un'ora e un quarto di strada da fare. Allora provocatoriamente noi come automobilisti dovremmo portarci dietro la tenda e andarla a piantare ai caselli o dove ci sono i cantieri, che ci fanno perdere ore e ore in coda prima di poter arrivare al lavoro, no? Quindi con la stessa logica vorrei vedere se qualche politico viene in quel caso lì a darci la solidarietà, no? Per cui ma guarda, hai ragione. Anch'io l'ho vista come una polemica un po' sterile, perché da una parte i ragazzi hanno ragione, non tanto per l'ora e mezza di treno o di macchina che devono fare. Io ho fatto per 35 anni 60 km al mattino, 60 km al pomeriggio, tornando a casa la sera, e mi facevo da un'ora a un'ora e un quarto ogni giorno la mattina e un'ora e un quarto la sera, quindi come l'ho fatta io, la fanno milioni di persone che vanno a lavorare, la possono fare anche loro mettendo il culetto su un treno e andando a scuola a studiare se sono fuori sede. Ovvio, se uno da venire a Milano, comunque in un paio d'ore volendo ci arriva lo stesso, o viceversa. Fa un po' ridere che da una parte che mettano le tende fuori dall'università, e la protesta dovrebbe essere diversa, dovrebbero andare a guardare, ma qui ci vorrebbe un'amministrazione con le palle. A Milano se ne fregano, pensano solo alle loro piste ciclabili, ai monopattini e altre cose, perché andare a vedere alcuni appartamenti che vengono dati, che viene dato un letto a 500 euro al mese, magari in un appartamento di 60-70 metri quadri ci sono dentro 5 persone, lì bisognerebbe, rigorosamente in nero ovviamente, lì bisognerebbe andare a colpire, ma lì è un altro discorso, c'entra poco l'università, a meno che non si voglia fare come fanno in alcuni stati, che fanno i campus. Allora dovete andarci a vivere nel campus e a casa ci tornate 2 volte all'anno, un po' come fare il servizio militare che hanno voluto abolire, e quindi è un po', lascia un po' il tempo che trova, un po' rischiosa la storia delle tende che stanno facendo, perché il governo potrebbe tranquillamente dire: ok, riapriamo le caserme, tutti a dormire in caserma. E dopo cosa fanno questi? E vediamo un po' cosa succederà. Sì, quindi no, appunto era per sottolineare di come ci siano molti disservizi legati alla mobilità nel nostro paese. Quello dei treni che non vengono potenziate le linee. Noi a Torino siamo un esempio, no? Eclatante, dove una città di quasi 900.000 persone ha una mezza metropolitana, perché non si può neanche definire metropolitana quella di Torino, e che oramai è già satura, per cui adesso si sta pianificando la realizzazione della seconda, non so se sono iniziati i lavori, ma che tanto mi dà tanto, appunto,
con i ritardi che ci sono stati, ad esempio per il completamento della prima, che per completare 800 metri ci sono voluti 10 anni, molto probabilmente a Torino, se la gente vuole spostarsi, allora dovrebbe girare tutto il giorno con la tenda, sia chi va a lavorare, sia chi va a scuola o all'università, o chi va a curarsi, perché non bisogna dimenticare che oltre il diritto alla casa, la nostra Costituzione prevede anche il diritto ai servizi, alla mobilità, ai trasporti, no? Per cui tutti i cittadini che pagano le tasse e non solo gli studenti che vanno all'università dovrebbero essere forniti servizi di mobilità degni di questo nome. Per cui ci innescherebbe un percorso, un circuito dove tutti hanno diritto in questo Stato a protestare. Ma perché? Perché è uno Stato che ci è stato lasciato in eredità dagli ultimi governi in completo abbandono. Abbiamo avuto non un governi che governassero, ma le lobby che governavano, quindi le lobby delle autostrade che impongono senza alcun controllo tempi per realizzazione di manufatti, di opere che nel privato si sognerebbero di applicare, perché in un cantiere se tu tardi qualche giorno al completamento di un piano o di un'infrastruttura, vedi come le banche aumentano i mutui, i clienti che ti volano addosso, giustamente, non puoi tollerare ritardi, mentre qualcuno può fare i ritardi che vuole, programmare lavori e creare disagi a futura memoria, perché tanto per fare un esempio, i lavori sulla Torino-Savona di manutenzione termineranno nel 2026, quindi capite che in 3 anni da altre parti del mondo hanno realizzato il tunnel sotto la Manica. Noi non riusciamo a fare la manutenzione sulle nostre autostrade, che sono tutto un cantiere. Milano non sta meglio di Torino, perché anche adesso c'è un cantiere prima di Cormano, mi hanno detto gente che passa sovente da quelle parti, che al mattino impedisce completamente l'utilizzo della tangenziale nord, no? Per cui capite che i disagi per gli automobilisti. E ritornando alla nostra Torino, come ama sovente ricordare Luigi, abbiamo anche quasi i lavori, ad esempio noi a Torino abbiamo la fortuna di avere viali ampi, larghi, con i controviali, le banchine tra i controviali con la possibilità di parcheggio, quindi una situazione che in teoria dovrebbe essere idilliaca. Mentre se voi ad esempio andate in Corso Siracusa, Corso Trapani, abbiamo le 3 corsie centrali dove una è riservata ai pullman, quella di destra, quella di sinistra è riservata a chi svolta a sinistra nei corsi, per cui su 3 corsie ne rimane una per scorrimento. Dall'altra parte nel controviale adesso hanno fatto le piste ciclabili, per cui anche nei controviali hanno messo dossi, chicane per creare queste famose zone 30, dove le macchine parcheggiano di fianco alla macchina parcheggiata, e fa ridere perché c'è segnata la pista ciclabile, quindi se uno parcheggia e non fa attenzione, perché quando uno scende dalla macchina, apre la portiera, guarda nello specchietto, se c'è una macchina, un autoveicolo, ha un ingombro che si vede con la coda dell'occhio. Invece magari è già successo, uno inavvertitamente apre leggermente la portiera e si centra il solito ciclista, che altro che rispettare i 30, perché hanno queste bici elettriche, questi monopattini che altro che i 30 all'ora, quindi i 30 all'ora sono solo per le autovetture. Per cui c'è una mobilità penalizzata a Torino da scelte demagogiche, e soprattutto perché queste scelte, ponendo ad esempio come Corso Siracusa, angolo corso la strada Corso Mediterraneo, dove si gira a sinistra, è molto comodo aver messo un semaforo lì, perché
è ovvio che chi deve girare a sinistra non riesce a liberare o trovarsi l'incrocio occupato e quindi non riesce a liberare, è ovvio che si prende anche lì la sanzione. Quindi da tutti questi lavori, questi interventi, c'è una chiave di lettura chiara e evidente, che queste amministrazioni che hanno una colorazione politica, però purtroppo votate dai cittadini, chiudo la parentesi, non hanno altro che uno scopo di quello di penalizzare il traffico privato sulle autovetture. E senza contare che così penalizzano anche le autovetture elettriche, quelle tanto auspicate da questa classe dirigente. Ma con questo sistema non solo penalizzano gli Euro 3 e gli Euro 4, penalizzano tutte le autovetture, tutti gli autoveicoli, perché ricordiamoci che avere le strade larghe a Torino come era una volta, dove vi erano questi corsi dove lo scorrimento era veloce, consentiva anche il trasporto delle merci per raggiungere certo, il commercio. Ma è quello che adesso viene massacrato. Se guardi, anche Roma sta seguendo Milano e Torino, stanno cominciando ad allargare non tanto l'area, non so se la chiamano area A, non mi ricordo come la chiameranno. Praticamente anche a Roma stanno per allargare il blocco fino all'Euro 4, e giustamente a Roma, che hanno un parco, sembra assurdo, ma non è assurdo. In Italia il parco veicoli da nord a sud cambia di età, come età media dei veicoli che circolano, cambia, più andiamo verso il sud Italia e più i veicoli hanno più anni. Okay, mentre in Lombardia c'è un cambio, in Lombardia, in Piemonte, in Veneto c'è un cambio più veloce delle autovetture, anche perché tutte le restrizioni e il fatto che viviamo in zone più inquinate ci hanno portato mentalmente a voler cambiare la macchina ogni 3, massimo 5 anni. In alcune zone le auto sono vecchie, cioè qua parlano di bloccare fino all'Euro 4, e in giro per Roma o in giro per Napoli girano le Euro 0, le pre-Euro 0, quindi di cosa stiamo parlando? Sta montando la rivolta a Roma, ma vediamo cosa stanno facendo, perché comunque, che siano di destra, che siano di sinistra, quando parli di questa cosa qui, la lobby è lobby, quindi la lobby del cambiamo la macchina e mettiamole tutte elettriche viaggiamo elettrico ci sta portando a continuare a penalizzare gli automobilisti. Io spero che prima o poi la rivolta vera ci sia. Io parlo sempre di rivolta pacifica, ovviamente, ma che ci sia una presa di coscienza degli automobilisti, perché non si può continuare a sottostare a queste cose. Una volta volevano il PD o l'Ulivo voleva mettere per legge il cambio della macchina al massimo ogni 10 anni. Non siamo molto lontani, e non l'hanno fatto per legge, l'hanno fatto in un altro modo, ma l'hanno fatto lo stesso. Dicevano che si facevano al massimo 3 revisioni, 4 revisioni, la quinta non passava e tu dovevi cambiare la macchina, dovevi buttarla via. Però io quando la compro mica me lo dicono, quando la compro la macchina è a norma, e io torno sempre lì. Perché non c'è? Aiutatemi a trovare un avvocato disposto a prendere in mano questa situazione, vediamo se l'emergenza ambientale è vera emergenza, perché anche la caldaia domestica emette emissioni, però se io ho una caldaia degli anni 70 che sta funzionando, che la tengo in manutenzione, nessuno mi impone di cambiarla, perché finché è in regola può funzionare, finché è in regola secondo le regole di quando l'ho comprata, non secondo le emissioni che oggi hanno deciso che ci devono essere. Se la caldaia quando l'ho comprata era a norma, io posso continuare a utilizzarla fino a quando muore la caldaia, quando la cambio. Quando la cambio non troverò più quella caldaia, ne troverò una moderna e la cambierò con una moderna. Ma se io ho un bruciatore soffiato a gasolio che sta funzionando, finché ho il gasolio da mettere o il materiale da mettere e tengo la caldaia in manutenzione e sto nei parametri di costruzione, la caldaia può funzionare, anche se inquina potenzialmente di più di quelle di oggi, certamente, ma è a norma. Perché per le auto questa cosa non vale? Siamo sicuri che per le auto non vale? E questa è la mia domanda. Io vorrei trovarlo un costituzionalista, un
un avvocato veramente che ha voglia di prendere in mano questa situazione. Sarebbe veramente interessante portarla avanti questa lotta, questa richiesta di chiarimento sui diritti fondamentali. Io quando ho comprato la mia Lancia Delta Multijet Euro 4 era a norma, perfettamente regolare, perfettamente a posto. Costituzionalmente io ho un diritto alla libera circolazione, che hanno tutti. E dov'è il problema? Se la macchina era a norma, era in regola, era in commercio, quindi era certificata, io la sto utilizzando, gli faccio il tagliando, la revisione, la manutenzione, secondo le regole che mi dice, nessuno mi può impedire di circolare. Possono inventarsi tutto quello che vogliono, si sono inventati l'emergenza ambientale. Noi produciamo lo 0,9% del CO2 del mondo. Stiamo mettendo le regole che non le mettono neanche i cinesi, che inquinano per il 30%, anzi in Cina hanno fatto il contrario, stanno finanziando chi passa il gasolio al posto di prendere il gas, di prendere l'elettrico. Hanno fatto un'azione completamente contraria a quella che stiamo facendo in Europa. Da noi vogliono fare questo gioco dare benefici a chi passa all'elettrico. Attenzione, stanno già programmando di tassarlo l'elettrico, perché l'elettrico non produce accise. Questa è una cosa importante, quindi ci sarà una tassa o al chilometro o una tassa in base al peso del veicolo, perché tenete conto che un'auto elettrica pesa più o meno dai 400 ai 500 kg in più, quindi consuma di più l'asfalto, quindi rovina di più le strade, quindi produce più danni, consuma più pneumatici e produce più inquinamento anche lei, perché la gomma che si sbriciola, che si consuma, ce la respiriamo. Ed è come se ogni vettura elettrica è come se girasse un camion praticamente. Quindi stanno studiando come tassarle. Quindi ci troveremo magari tra 2 o 3 anni una Tesla o una Peugeot elettrica o una BMW elettrica o quello che sarà, con magari 1.000 euro di superbollo. Si inventeranno un superbollo elettrico. E voi adesso passate all'elettrico perché conviene, e non conviene nemmeno, perché costano il doppio mediamente le macchine elettriche. Arturo, che dici? Sì, ma è già semplice, perché la corrente elettrica è già tassata, metteranno una sovrattassa sulla corrente elettrica e molto probabilmente io sospetto che la pagheremo tutti, perché come fanno poi a differenziare il fatto che uno usa la corrente elettrica se non usa le colonnine stradali, ma quella del proprio garage, se la usa per caricare la macchina o la usa per il boiler elettrico. Per cui io non penso che mettano un superbollo, perché hanno capito che la logica dei superbolli, l'abbiamo visto col gasolio, crea proprio una degenerazione del mercato, e soprattutto perché poi saranno i costruttori a protestare, e dato che i costruttori sono molto forti, finirà che come al solito paga Pantalone, paghiamo tutti noi, anche per chi utilizzerà l'auto elettrica, e daremo il nostro contributo proprio a chi usa l'auto elettrica, no? Noi che abbiamo la macchina e non abbiamo i soldi per pagarla, andremo a contribuire, perché vedrai, se non alzeranno le tariffe sotto qualche voce strana, come c'è stata per anni, oneri di sistema oppure trasporto della corrente, no? Come se nella bolletta uno potesse andarsi a prendere la corrente lui per risparmiare, no? Per cui siamo in uno stato dove la burocrazia e le lobby comandano al di là della politica, perché tutte queste norme, queste demenzialità vengono fatte proprio non dai politici, perché i politici poi magari uno li può cambiare, ma proprio dai burocrati, da chi gestisce il potere, da quelli che hanno in mano le redini e in parte anche quelli che andranno a nominare il prossimo governo nelle nomine. Per cui sarebbe opportuno che in queste nomine il nuovo governo tenesse ferma l'attenzione su chi va lì per risolvere i problemi dei cittadini, visto che vengono nominati dalla politica, e non risolvere i problemi dei carrozzoni di Stato o degli enti di Stato, no?
noi abbiamo l'esempio di come stiamo pagando tutti, no? Stiamo pagando tutti, tu, Luigi, io, la regia, il fatto che abbiamo una compagnia aerea, rimanendo in tema di mobilità, una compagnia aerea che più sta in piedi, più favolare, più costa a tutti i cittadini italiani, no? Cioè, abbiamo delle imprese che sono decotte, non riusciamo a sbolognarle ovviamente, perché chi è che si prende un debito, no? Qual è l'impresa? E quindi dillo a bassa voce che forse l'hanno trovato quello che se la prende, Dillo a bassa voce che magari qualcuno siamo riusciti a convincerlo. Adesso dobbiamo andare in pubblicità, io vi devo salutare, dopo riprovo a connettermi ma non so se riuscirò. Ci sentiamo più tardi dopo la pubblicità. Ok. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ridiamo subito la linea a Luigi Senatora e Arturo Caligaro. Non abbiamo più con noi Claudio Lipodio. Grazie. Allora, grande Arturo, preparati perché adesso vai sotto processo tu, in quanto sai che sei stato anche assessore a San Mauro Torinese. Vorrei capire adesso come spieghi ai cittadini il fatto che il sottopasso sarà chiuso per 5 mesi per lavori di manutenzione straordinaria, che la strada provinciale 590 riaprirà ad ottobre, perché questo sottopasso, e tu poi spiegherai l'utilità per la quale è nato, rimarrà chiuso al traffico ininterrottamente fino al 12 ottobre 2023. Il sottopasso stradale lungo l'SP 590 dal chilometro 3 più 400 al chilometro 4 più 300 nel territorio del comune di San Mauro Torinese. Lo ha deciso la città metropolitana per effettuare i lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento della struttura. Quindi un'importante arteria che mette i collegamenti ai paesi dislocati lungo la Val Cerrina con il capoluogo. Il notevole volume di traffico che attraversa il sottopasso non consente di poter eseguire gli interventi di manutenzione in sicurezza. Quindi per l'esecuzione delle opere si è reso necessario deviare il transito lungo il vecchio tracciato, che tu conosci perfettamente, e procedere con la totale chiusura del sottopasso per garantire la sicurezza, eccetera. Cosa prevede l'intervento di manutenzione straordinaria? Prevede la sostituzione delle vecchie lampade ai vapori di sodio con nuove lampade a LED a basso consumo che consentono un risparmio energetico almeno del 30-40% con una resa superiore. Sono state mantenute 2 file di luci in modo da avere una migliore diffusione della luminosità dall'esterno del sottopasso. Inoltre è previsto il totale di trascimento della segnaletica luminosa presente all'interno del sottopasso per quanto concerne il sistema antincendio e le vie di fuga. La sostituzione dei proiettori lungo la rampa esterna di uscita verso Torino con conseguente sostituzione delle luci elettriche eccetera. Quindi bloccando questo sottopasso per 5 mesi, tu che sei pratico e come assessore sai benissimo di cosa si tratta, il rischio che correranno i nostri automobilisti è il traffico. Seconda cosa, così poi rispondi tutte e due, il fatto che domani scade il termine per evitare multe di certa importanza come l'assicurazione eccetera, perché l'articolo 193 del codice della strada impone a tutti i guidatori di essere in regola con la polizza RC auto. Chi circola senza copertura o con assicurazione scaduta è soggetto, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, ad una sanzione che varia, caro Arturo, ecco per noi, dagli 866
ai 3.464 euro di multa, quindi costa più la multa che la grande macchina elettrica o non elettrica. Quindi gli agenti dispongono inoltre immediata cessazione della circolazione su strada del veicolo, quindi l'importo della sanzione può essere ridotto del 50% in caso di rinnovo della polizza. Poi c'è la multa fino a 1.682 euro che, come bisogna stare molto attenti alla scadenza per evitare la multa, ma cosa si tratta? Entro quella data dovremo cambiare obbligatoriamente i nostri pneumatici invernali per quelli estivi. L'obbligo delle gomme invernali e catene a bordo vige dal 15 novembre 22 fino al 15 aprile 23, ma ogni regione può prevedere delle ipotesi eccezionali tramite apposite circolari. Quindi la legge ammette un mese di deroga sia prima che dopo il periodo indicato, perché sembra che con le altre gomme non puoi circolare in quanto la macchina non funziona. Quindi dal 15 ottobre fino al 15 maggio, cioè domani, senza questo rischiare una multa. Ultimo caso dove sono obbligatori i pneumatici invernali, questo dettaglio è molto importante per capire se siamo soggetti alla scadenza o no. In tutti i tratti autostradali e sulle strade extraurbane delle regioni del nord Italia è in vigore l'obbligo di montare pneumatici invernali. Dunque, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In Emilia Romagna invece si affaccia sull'Adriatico, le gomme invernali sono obbligate fino al 31 marzo, mentre nelle zone che puntano verso gli Appennini l'obbligo rimane fissato. Cioè, voglio dire, Arturo, è vero, fanno bene a dare questi dati, questi termini, eccetera, ma santo Dio, tu hai la macchina, hai le gomme e vai in mare, in montagna e in città. Cioè, a questo punto, tra il sottopasso che ti aspetta da domani per circa 5 mesi, se non di più, per 5 mesi, e il fatto di poter viaggiare non è già un po' troppo obbligatorio, non è già un po' troppo complicato? Abbiamo già tanti problemi o no? Adesso divertiti pure, perché lascio a te la parola, Arturo, vai. Sì, purtroppo vedi, nel nostro paese esiste una burocrazia farraginosa che fa durare i lavori che sembrano semplici, perché se uno prende lo scarno annuncio fatto dalla provincia, dalla città, l'ex provincia che dalle nostre parti adesso si chiama città metropolitana, ci sono 3 righe di descrizione di chiusura del sottopasso, quindi questa burocrazia non si pone neanche l'obiettivo di dare maggiori informazioni ai cittadini, di mettere una data, di dare dei percorsi alternativi. No, dice in 3 righe per i lavori di manutenzione straordinaria. Lo sappiamo benissimo che manutenzione straordinaria in Italia vuol dire tutto e non vuol dire niente, no? Poi se tu vai a leggere gli articoli dei giornali, allora i giornalisti che fanno bene il loro lavoro approfondiscono quali sono questi lavori di manutenzione straordinaria. Andiamo a leggere cambiare le linee elettriche e le lampadine. Cioè, io porto sempre l'esempio del tunnel sotto la Manica che è stato fatto in 3 anni. Allora, prima hanno pianificato nel giro di 2 o 3 anni tutti i lavori e gli stati d'avanzamento di un tunnel che era impegnativo e hanno realizzato senza porsi il problema poi delle modifiche, delle integrazioni, delle varianti o quant'altro. In Italia questo non è possibile se non si cambia il codice degli appalti come ha promesso di fare il nostro ministro dei lavori pubblici, no? E questo andrà nella velocizzazione dei lavori, perché con una modifica a questa normativa si responsabilizzeranno i burocrati, quindi non possono adesso mascherarsi dietro qualsiasi scusa per non prendere delle decisioni. Noi, come dicevo prima, nella prima parte, abbiamo visto come la realizzazione di un'opera importante come la metropolitana
l'ultimo tratto della metropolitana di Torino, che era di 800 metri, ci abbiamo impiegato 10 anni. Come noi a Torino abbiamo il sottopassaggio del Lingotto, che è stato inaugurato molti anni fa, per anni non è stato fatto alcunché, poi adesso si è scoperto che si doveva fare la città della salute, allora è stato chiuso per un mucchio di tempo, per mesi e mesi, per fare poi una rotonda, la famosa rotonda sotterranea più grande d'Europa, che oltretutto non funziona, non serve, perché non sono state fatte le strade che escono da questa rotonda, le nuove strade. È rimasto il normale tracciato, il vecchio tracciato, che fa la rotonda e continua e prosegue come prima. Per cui anche lì inaugurazione, la politica che si è messa in mostra, e poi è rimasto tutto come era prima, con una rotonda in più. Abbiamo, oltre a questa rotonda, anche qui il sottopassaggio del Lingotto, che viene chiuso ogni anno, il periodo estivo normalmente, un mese tutte le estati, e poi durante l'anno le chiusure per 3 o 4 mesi. Adesso abbiamo il sottopassaggio del Lingotto che serve per unire due parti importanti della città, perché Torino ha la ferrovia che taglia praticamente in due la città fino a Porta Nuova. Per cui i punti di attraversamento sono molto pochi. Uno di questi è il sottopassaggio del Lingotto, che consente proprio di recarsi a chi abita da una parte della città alla zona degli ospedali, alla zona per uscire da Torino, andare a prendere la radiale. Per cui la cosa molto importante è, se noi non programmiamo i lavori, teniamo chiusi 5 mesi un sottopassaggio e poi lo richiuderemo magari ad agosto per altri lavori di manutenzione, capite che questo si ribalta sulla viabilità normale. La gente, per attraversare la ferrovia, come a San Mauro, per attraversare l'abitato, perché il tunnel è stato fatto proprio per non far attraversare il centro abitato di San Mauro alle autovetture, quindi era una specie di circonvallazione. E se adesso la chiudiamo per tutto questo tempo per cambiargli 2 lampadine, la cosa in qualche modo fa arrabbiare, no? Sì, c'è la messa in sicurezza e tutto quello che vuoi, ma ricordiamoci che questo sottopassaggio costeggia il Po, quindi più o meno va alla stessa quota dell'acqua del Po. Per cui in tutti questi anni vuol dire che è stato costruito bene, non ha dato segni di usura in altri sensi, e quindi non è stato, come dice proprio il comunicato, l'articolo, non è stato fatto mai nulla, e quindi è chiaro che a distanza di tanti anni qualche lavoro sarebbe stato opportuno, magari in questa chiusura, programmare altri lavori, oltre a quello che dicevo prima, ridurre i tempi di realizzazione di questi interventi, programmarne altri, in modo che se tu chiudi per 5 mesi un sottopassaggio, fai tutti i lavori di manutenzione che servono per altri 10 anni. Nel frattempo però studi e programmi delle alternative, non puoi ribaltare il traffico su un sistema viario che oramai non è stato più utilizzato per bypassare San Mauro dalla Valcerrina per raggiungere Torino, perché hanno costruito le case poi in pregio al vecchio tracciato della statale, quindi il vecchio tracciato è diventata una strada urbana, per cui non puoi utilizzarla per dare un'alternativa alla chiusura del sottopassaggio. Il ragionamento è anche questo: a pensare male, come diceva quello, si fa peccato, però costringi tutti quelli che arrivano dalla Valcerrina, che vogliono raggiungere a Torino, a dirottarli sulla tangenziale, perché così sulla tangenziale qualcuno magari anche paga il biglietto, no? Per cui tutte queste iniziative che vengono fatte non vengono fatte come si fa nella conferenza dei servizi, dove tutti i soggetti interessati si siedono attorno a un tavolo
E in questa conferenza dei servizi, oltre ad esserci la città metropolitana, il comune e non so chi altro, sarebbe stato opportuno anche chiamare in causa chi gestisce la tangenziale per vedere di favorire l'uso della tangenziale, ma dare delle agevolazioni per tutto questo periodo dei lavori. Per cui le autostrade in Italia nascono in competizione con le strade statali. Una norma aurea era che di fianco a un'autostrada a pagamento ci dovesse essere la possibilità di una viabilità gratuita. E quindi questo principio è andato avanti per decenni. Poi, come si dicevano prima, le lobby hanno fatto la loro parte e adesso tutte le statali che hanno una tangenziale o un'autostrada vengono utilizzate come viabilità per lo sviluppo di aree nuove da inserire nei piani regolatori. Quindi anziché mantenere le tutele previste dalle norme, si declassano le strade in modo da poterci costruire in prossimità. E questo appunto fa il gioco di chi gestisce le autostrade. E lo vediamo quando ad esempio in altri comuni mettono il divieto di attraversamento agli autotreni o quant'altro. Questo non è che un grosso favore a chi gestisce poi i sistemi tangenziali o le autostrade. Ma è come abbiamo ricordato più volte in questa trasmissione, sarebbe da proporre alla nostra classe politica la creazione di un difensore civico per gli automobilisti, dove anche una chiusura così lunga di un'infrastruttura come quella del tunnel di San Mauro possa essere valutata anche da questo organo se è legittimo, quali sono le ripercussioni per gli automobilisti. Quindi anche lui andare a vedere, magari con gente competente, se il capitolato è fatto bene, se il programma dei lavori è fatto bene, se è tutto quello che corrisponde è collegato ai lavori di realizzazione e di manutenzione di quest'opera. Ci vorrebbe appunto anche un difensore degli automobilisti, proprio per queste inchiusure inspiegabili e quasi immotivate di altri sottopassi a Torino, il sottopassaggio del Lingotto che citavo prima. Come mai si è aspettato tanto ad aprire la bretella tra il raccordo per Caselle e Piazza Valdissera, un'opera che doveva essere realizzata quando è stata fatta addirittura l'alta velocità, perché con l'alta velocità ferroviaria si andava ad interrare una parte della ferrovia, quindi si lasciavano libere delle aree per poter realizzare finalmente questo completare il raccordo per l'aeroporto di Caselle, perché chi è di Torino sa benissimo che fino all'altro giorno chi andava all'aeroporto finiva poi nella viabilità di Corso Grosseto e andava a imbottigliarsi in piazza Rebaudengo o dall'altra parte verso Corso Mortara, no? Per cui il completamento di quest'opera, che doveva essere realizzata 30 anni fa, ancora prima della realizzazione dell'alta velocità, poi è stata rimandata alla realizzazione dell'alta velocità con la stazione di Rebaudengo, e solamente ora è stata inaugurata. Per cui anche questo si configura come danno agli automobilisti, ma più che altro un danno erariale. Quindi anche in questi contesti una magistratura magari un po' più attenta potrebbe andare a scavare come mai ci sono stati fatti degli errori di programmazione, errori progettuali. Combinazione, i burocrati nell'ente pubblico non sono mai responsabili e non pagano mai se non prendono mazzette, ma esistono dei reati molto più pesanti per le tasche dei contribuenti, magari delle mazzette, che sono quelli di tutte le opere mai realizzate o delle opere la cui realizzazione vede tempi lunghissimi, tempi dilatarsi, quindi l'aspettativa magari di una
di un'infrastruttura fa sì che la gente si programmi magari l'apertura di un'attività vicino allo svincolo, di un nuovo svincolo della tangente, e poi questo tarda anni e anni e anni e porta notevole danno ai cittadini. Noi abbiamo l'esempio, anche un altro esempio a Torino, dove questo prolungamento di 10 anni del completamento della metropolitana verso Piazza Dengasi e quindi il mantenimento per 10 anni di un cantiere immenso che era lungo 800 metri ha fatto chiudere decine e decine di attività commerciali, perché queste non potevano più essere raggiunte dalla viabilità normale e diventava una gincana arrivare a questi negozi. Ebbene, queste attività hanno chiuso decine e decine, e senza che nessuno abbia espresso una parola di solidarietà per tutti quei commercianti che hanno dovuto cercarsi un altro lavoro o rilocalizzarsi. Lo stesso mercato che viveva in Piazza Dengasi, che portava vantaggio alle altre attività commerciali della zona, che spostandosi per 10 anni in via Onorato Vigliani, in una zona dove non c'erano tante attività commerciali nate proprio grazie a questo mercato, ebbene in questo contesto non ha portato una ricaduta positiva per tutte quelle attività che c'erano, ma ha penalizzato notevolmente le attività di Piazza Dengasi, che si sono trovate anziché il mercato un cantiere immenso. E questo non è ancora finito, perché, come ricordava lui. Arturo, sì. Scusa, c'è anche un'altra cosa, visto che noi siamo la città, diciamo, delle sperimentazioni, a parte questo di San Mauro torinese che riaprirà forse a metà ottobre, ma c'è anche l'altro, che mancano 5 minuti e noi lo leggiamo, la famosa sperimentazione per quanto riguarda la ZTL a Torino, perché cambiano le regole per i veicoli commerciali elettrici. Cioè la novità, sai che noi siamo qui per dare le indicazioni ai nostri, diciamo, ascoltatori di quello che succede oggi, non quello che sarà stato 20 anni fa o fra 20 anni, perché la novità per il trasporto, qui volevo poi il tuo parere, merci all'interno della nostra zona ZTL a Torino, perché fino al 30 settembre infatti i veicoli commerciali leggeri elettrici, poi tu mi spiegherai quali sono, adibiti a trasporto merci, uno per ogni autotrasportatore, potranno transitare all'interno della ZTL in alcuni tratti delle vie riservate al trasporto pubblico locale anche dalle ore 14.30 alle 16.30. Fino ad oggi il transito per le operazioni di carico e scarico era consentito dalle 10 alle 12.30. L'estensione al pomeriggio potrà favorire e migliorare l'attività di consegna del cosiddetto ultimo miglio del tempo cresciute da parte dei vettori disponibili a rispettare uno standard di sostenibilità attraverso l'utilizzo di veicoli elettrici. Ad essere interessate dal provvedimento approvato dalla Giunta Comunale di Torino sono le seguenti vie, così diamo informazioni. Via 20 settembre nel tratto tra Corso Vittorio Emanuele II e via Bertola. Via San Tommaso tra le vie Pietro Micca e Bertola. Dell'Arsenale tra via Bertola e Corso Matteotti e Pietro Micca tra le piazze Solferino e Castello. L'emergere di eventuali criticità nel corso della sperimentazione potranno portare a un riesame del provvedimento. Tu cosa ne dici di questo, diciamo, provvedimento, questa specie per le auto elettriche? C'è un tuo parere su ciò? È un bene, un male, va bene, non va bene, è una preparazione a quella che nel 32, quando ci saranno le auto elettriche in tutta la città? Sì, come si dice a Torino, Luigi conosci bene sto adagio, un papin insieme a una gamba di bosco, no? Vuol dire fare un impatto sopra una gamba di legno, no? Quindi è un'iniziativa estremamente demagogica, cioè anche qui drogare con delle norme il mercato degli autoveicoli. Autoveicoli commerciali elettrici, visto che la massa è molto più grande, ricordando quello che diceva prima Claudio, quindi
il fatto di avere una motorizzazione elettrica aumenta i pesi in modo esponenziale in funzione del peso dell'autoveicolo. Più è pesante l'autoveicolo e molto, 2 volte più pesante le batterie, il motore elettrico che uno deve andare a mettere dentro questo. Tant'è che sarà difficile vedere degli autotreni a trazione elettrica, no? Quindi portare le merci con gli autotreni a trazione elettrica. Qua si vuole forzare la mano e costringere chi utilizza, chi fornisce i negozi in quest'area limitata di dotarsi di autoveicoli elettrici. Ma noi a Torino siamo dei fenomeni a sperimentare nuove soluzioni. Forse tu, Luigi, qualcun altro di una certa età si ricorderà le prime pande elettriche di Chiamparino in Piazza Vittorio, no? Che fine hanno fatto? Ci ricordiamo i sistemi di auto-sharing delle auto elettriche che non riuscivano poi a stare in piedi perché con costi talmente elevati che non erano concorrenziali con altri sistemi di mobilità. L'abbiamo visto, vediamo lo scempio dei monopattini elettrici, no? Che qualcuno dovrebbe indagare quanto è la spesa mantenere un parco di monopattini elettrici. Abbiamo visto il bici sharing che fine ha fatto a Torino, no? Quindi noi siamo famosi per sperimentare nuovi percorsi, e questa è la sperimentazione di un nuovo percorso che crea solamente confusione, perché io mi immagino davanti a Porta Nuova, per chi è di Torino conosce bene, forse per gli altri ascoltatori non conoscendo la realtà è un po' difficile da capire, ma tu arrivi da via Sacchi, devi attraversare col tuo autoveicolo, andare sotto i portici, perché la via 20 settembre che citava Luigi inizia dai portici, starti a leggere tutti i cartelli e tutte le condizioni per entrare in questa zona. Se tu sei uno che arriva da un'altra città o arriva da una periferia e non frequenti quella zona lì, devi bloccare il traffico, scendere per leggerti il cartello per vedere se puoi entrare o meno, la differenza di orari dalle alle. Quello che succede anche nelle zone a traffico limitato in molte città, dove i cittadini ignari magari non sanno che in quel momento lì, perché ci sono dei cartelli che non specificano bene. Dovrebbero potenziare la segnaletica e mettere un semaforo rosso anche da quella parte lì, in modo che chi può passare passa col rosso e tutti gli altri sanno che è una zona. Però capisci che andiamo a complicare, a fare una differenziazione tra i vari autoveicoli, e anche qua scaricando il peso di una scelta pseudo-ambientalista sulle spalle dei cittadini e degli operatori economici. Guarda quel fornitore che magari si regge difficilmente in piedi e far quadrare il bilancio, deve andare a pagare e a cambiare un'autovettura, un autoveicolo, un automezzo con dei costi notevolmente superiori, tutto sulle sue spalle. Non è che il Comune di Torino ti dica io almeno ti pago l'IVA e ti do un contributo a fondo perduto, oppure ti do un finanziamento particolare, no, tutto sulle spalle dei cittadini. Le scelte ideologiche vanno sempre sulle spalle degli altri, per cui siamo in chiusura, Arturo, grazie Arturo, siamo in chiusura, finito il tempo, quindi ne parleremo poi domenica prossima. Intanto io ti ringrazio per aver partecipato e come sempre la tua conoscenza ci porta, è molto molto utile. Grazie Arturo, benvenuto, vai. Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia e a domenica prossima. Buona domenica. Ciao, anch'io ringrazio la regia, la nostra Radio Libertà, che consente a noi e a tutte le altre associazioni di poter parlare, di essere utili, credo, e ricordo ai nostri soci il nostro motto: meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Chi volesse contattarci può chiamare il 328 07 15 232 oppure chiamare in radio per avere informazioni più chiare. Un'email per chi volesse anche scrivere, rapportisociali@libero.it.
mi permetto di aggiungere 2 secondi, caro Giulio Cesare, che siamo qui in Piemonte, alcuni comuni vanno a votare, mi raccomando, comportatevi come Dio comanda e fate il vostro dovere. Grazie, buona Padania a tutti e un bacione, ci sentiamo domenica prossima. A voi tutti auguri. Avete ascoltato Automobil Club